Barbarigo, scuola paritaria, scuola media, liceo classico scientifico e musicale, istituto tecnico economico, istituto Barbarigo, scuola per crescere. Come che hai scoperto che volevi fare il musicista? Quando avevo 7 anni a scuola c'erano degli altri miei amici di scuola, in compagnia di classe, che facevano pianoforte privatamente con un maestro, così anch'io per iniziare sono andato a fare delle lezioni di pianoforte. Io credo che ovviamente non sia soltanto suonare quello che è scritto, ma quello che è scritto bisogna decifrarlo grazie al proprio background, diciamo. Credo che sia molto importante essere appassionati di tante altre cose a parte la musica, nel mio caso il pianoforte, ad esempio della letteratura, della pittura, dell'opera, anche della musica, non soltanto classica, ma la musica in generale, anche moderna, basta che sia buona musica. Perché sei andato in Russia? Perché finito il conservatorio a Verona qua, avevo bisogno di specializzarmi preferibilmente fuori dall'Italia e non avrei mai pensato di andare in Russia, ma in Russia c'è una scuola, una delle più prestigiose al mondo, il Conservatorio Tchaikovsky, dove studio e che ha un livello sia di studenti che di insegnanti altissimo. Sì, il Barbarigo è stata un'ottima scuola, mi sono trovato molto bene sia come insegnanti che come studenti. È una scuola che anche poi stando in Russia vedo che con anche la conoscenza, avendo anche come amici giapponesi, turchi, francesi, vedo che dà un'ottima istruzione generale sulla letteratura, soprattutto anche sull'inglese, sulla filosofia, costruisce bene.